Manifestazione natalizia oggi della campagna Io non ci casco, una campagna che ha visto sensibilizzare le forze dell'ordine nel territorio agrigentino, tante parrocchie, tante chiese, tante associazioni di categoria che hanno contribuito a diffondere il messaggio su una sicurezza maggiore verso gli anziani. Ecco, facciamo un bilancio di questa campagna che per quest'anno termina ma proseguirà anche nel 2024. Assessore. Io non ci casco, oggi arriva nel Teatro Pirantello grazie alla disponibilità del foyer. Io non ci casco a Natale, questa è l'idea che abbiamo messo in campo grazie alla collaborazione con la Prefettura di Agrigento e le forze dell'ordine, sempre in favore del contrasto al fenomeno odioso delle truffe agli anziani. Io non ci casco a Natale perché? Perché è un periodo particolare dove le persone anziane, ma non solo, tramite gli acquisti che si fanno, soprattutto quelli online, incappano maggiormente in quello che è il fenomeno delle truffe. Oggi è una giornata particolare perché sarà anche un momento di cordialità e conviviale, di scambio di auguri. Ci sarà la presenza delle forze dell'ordine come sempre al nostro fianco per tutta la campagna Io non ci casco. Io non ci casco ci sarà anche nel 2024 perché arrivano notizie positive dalla Prefettura per il proseguo del progetto. Sarà un momento anche di generosità perché l'assessorato alle politiche sociali ha pensato di fare delle donazioni attraverso una iniziativa che metteremo in campo proprio nella giornata in favore delle suore di Porta Aperta, della Caritas diocesana e dei volontari di strada, e anche qui pensiamo che cosa? Alle persone anziane sole a casa, quindi doneremo delle ceste natalizie che arriveranno poi alle persone sole e arricchite da che cosa? Da una brochure di consigli utili per non cascare nelle truffe. È una iniziativa che ci ha veramente visto molto impegnati. Cercheremo di continuare verso la divulgazione di queste notizie, di queste informazioni, sempre grazie al supporto sostanziale e straordinario delle forze di polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Postale, perché è un messaggio importante che vogliamo fare arrivare alle persone anziane sole soprattutto, ma a tutta la città, perché il fenomeno delle truffe sfortunatamente ci vede coinvolti un po' tutti. Dottoressa Urso, lei ha curato un po' tutta la campagna, oggi qui al foyer si dedica un momento anche di ringraziamento per tutti quelli che hanno contribuito, le forze dell'ordine, le associazioni di categoria, ma anche voi come Comune ovviamente sul Natale. Ecco, oggi si ci concentra sul Natale. Sì. Oggi è una giornata di riconoscimento, di confronto rispetto a quello che è stato fatto in questi mesi per il progetto Io non ci casco, per la prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani. Il lavoro ancora, c'è un lavoro abbastanza forte da svolgere all'interno del territorio del Comune di Agrigento, ma sicuramente con l'aiuto e la collaborazione delle forze dell'ordine, delle parrocchie, anche degli enti, delle altre risorse territoriali presenti nel nostro Comune, e riusciremo a poter coinvolgere e a divulgare l'informazione per quanto riguarda la prevenzione di questo dannoso fenomeno. Sicuramente è un lavoro che sta prendendo a 360 gradi, stiamo svolgendo sia dal punto di vista informativo e divulgativo ma anche dal punto di vista psicologico. Il fatto di aver iniziato questa forma di campagna di informazione ci ha aiutato anche a coinvolgere gli anziani che spesso rimangono chiusi a casa e non parlano con nessuno rispetto a quello che gli succede, quindi molte telefonate, diverse persone che si sono recati presso gli uffici per chiedere informazioni e per avere dei chiarimenti. Ringraziamo comunque le forze dell'ordine, le parrocchie, tutte le risorse che in questo momento ci hanno aiutato a diffondere il progetto e a diffondere anche il materiale informativo che abbiamo prodotto rispetto alla campagna. La Polizia di Stato è stata sempre presente in questi appuntamenti, oggi una giornata particolare in cui si consegnano ovviamente i riconoscimenti, ma dedicata a Natale, questo Natale dove le truffe sono in notevole aumento considerando anche le festività che ci sono, i regali da fare. Siamo stati coinvolti piacevolmente in questo progetto
istituito dal Comune di Agrigento con il patrocinio ovviamente della Prefettura e degli enti, delle Polizie di Stato, Carabinieri, Finanza. È un progetto molto impegnativo e molto interessante perché diamo tanti suggerimenti, soprattutto agli anziani, per evitare queste truffe, odiose truffe che avvengono troppo sovente ai loro danni. È un periodo natalizio, è un periodo in cui noi prestiamo particolare attenzione a questi reati, soprattutto a queste fasce deboli, e cerchiamo di dare quei accorgimenti, quei suggerimenti per evitare proprio che possano cascare in questi tranelli. Valerio Landri, Caritas, oggi a questa manifestazione dedicata al Natale che conclude nel 2023 ma che proseguirà. Ecco, una fattiva collaborazione che avete donato alla campagna. Per noi la campagna è stata molto preziosa, riteniamo che gli anziani siano oggi davvero una categoria vulnerabile di cui prendersi cura. Sono sempre più frequenti i tentativi di raggiro per gli anziani, riteniamo che sia molto importante invece che i nostri anziani siano resi edotti dei rischi del web, dei rischi dei social. Per questo motivo per noi è stato molto importante aderire a questa campagna e oggi è un'occasione per raccontarci l'esito della campagna stessa e anche proporre anche per il futuro nuovi percorsi condivisi.